Non è più possibile mettere le mani nelle tasche dei padovani. Padova è la città più tassata sicuramente del Veneto e soprattutto attraverso l'aumento, per esempio, dell'addizionale IRPEF che hanno operato quest'anno, si potrebbe già coprire il presunto taglio di 1.700.000 euro annunciato come drammatico dal primo cittadino. Ma a questo c'è da aggiungere che i padovani sono terzi in Italia, soltanto dietro a Roma e a Siena, come IMU sulla seconda casa, e pagano circa 22 milioni di euro di contravvenzioni, primi nel Veneto, con 103 euro a testa a contribuente. Noi riteniamo che questo non sia più un metodo, quello di utilizzare la leva del dramma per dire ai padovani che dobbiamo ancora tassarli, perché i padovani sono già i più tassati d'Italia. E chiediamo un atteggiamento più razionale e meno ideologico del sindaco Giordani, che lamenta dei tagli finanziari già comunque attenuati da questo governo, ma soprattutto non ci piace il minacciare appunto l'aumento delle tasse per la cittadinanza padovana, che ripetiamo essere la più tassata d'Italia. E questo ovviamente ha causato anche uno spopolamento della città. Difatti negli ultimi 10 anni Padova, il comune di Padova, ha perso 7.000 residenti. Non posso che biasimare il comportamento di un sindaco che sbraita contro il governo, ma poi, pur avendo la delega al bilancio, non si presenta mai, nessun anno, in commissione per discutere, come chiediamo noi da anni, di una spending review di questo ente. Abbiamo ad esempio proposto sulle consulenze esterne di fare una revisione di queste consulenze che avvengono per un importo di quasi 1.700.000 euro solo per il 2023, quindi noi riteniamo che si possa dimagrire il bilancio del comune senza aumentare le tasse, ma fornendo gli stessi servizi ai cittadini padovani.